io ti dico devi fare. Allora, basta, io ho finito. Con noi oggi lo conoscete tutti quanti, Bruno Piccioni di Riccione, veramente un grandissimo nostro relatore da tanti anni, è un'icona dell'Associazione Italiana Sommelier. Uno lo conosce da lontano perché cosa? La sua voce. Con un fiano di Avellino. Ma lei se ne intende di formaggi? Non si intende andiamo a diciamo proprio a braccio così, non andiamo a cercare qualche cosa da dire. Scherzavo, Bruno è il numero uno in Italia di formaggi. In ogni caso la partenza è probabilmente ideale, perché sapete, bisogna partire sempre bene, la partenza con questo fiano di Avellino che, per dire la verità, visto che oggi si festeggiano gli OCG, sono tutti vini appunto con questa classificazione, e in Campania o scegliere il fiano di Avellino o il greco di tufo di OCG. Io sono sincero, avrei scelto la Sprigno di Aversa, perché con la mozzarella di Bufala Campana l'abbinamento è quello canonico, ideale, e diciamo anche molto semplice il motivo. La mozzarella di Bufala Campana soprattutto ha un po' di grassezza, mi raccomando, non andate a dire in giro che la mozzarella è un formaggio magro, perché facciamo quell'insalatina caprese d'estate col pomodoro, perché è la cenetta più diffusa, perché è il formaggio più grasso tra i 52 DOP o IGP che dir si voglia, altri due e un altro STG. È il più grasso di tutti.